Pace a tutti fratelli, vi do il benvenuto. È da tanto che non sono qua sul palco a cantare, non suonare, non sono capace. E mi sentivo in cuore di dirvi che siamo qua quest'oggi per fare il culto insieme. Non siamo qua solo per ricevere, ma siamo qua anche per donare l'uno all'altro. Quindi vi invito, soprattutto visto che siamo in pochi, a fare il culto insieme, a pregare, a lodare il Signore. Non abbiate paura di alzare la vostra voce per pregare, perché il culto lo facciamo assieme. Quindi vi invito a farlo con gioia e senza vergogna soprattutto. Iniziamo. Pace a tutti. Nella luce della tua gloria.
santo, 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 voglio vederti. Santo sei, Signore. Alleluia. Signore, questo non è soltanto un canto. Desideriamo vedere la tua gloria questa mattina in mezzo a noi. Spandi il tuo spirito, Signore. Salva, sana, guarisci, battezzi nello Spirito Santo. A te questa mattina siamo qui per offrire un culto, quel culto che sia accettevole a te, un profumo d'odor soave, davanti al trono della tua grazia. Signore, questa mattina, così come siamo, veniamo a te e ti ringraziamo soprattutto per l'occasione, per l'opportunità che tu ci doni questa mattina di essere qui uniti insieme per lodare e benedire il tuo santo nome, per innalzare il nome di Gesù, che è il nome al di sopra di ogni altro nome. Vogliamo pregarti questa mattina per i nostri fratelli perseguitati che non hanno questa opportunità di poterlo fare. Signore, benedicili grandemente come solo tu sai fare. E grazie, Signore, perché attraverso di loro noi veniamo benedetti per la loro fede in te. I nostri fratelli che sono a casa questa mattina, che non sono potuti essere qui, Signore, estendi la tua mano di guarigione nel nome di Gesù. Noi abbiamo un solo dottore, si chiama Gesù Cristo il Signore. Per le sue lividure abbiamo avuto guarigione e noi lo crediamo. Per il suo sangue siamo stati riscattati. Grazie, Padre, per questo culto. Grazie perché siamo qui questa mattina e sei tu che ci hai portati qui. Padre, io ti prego questa mattina che ogni cuore che questa mattina non è davanti a te, con un'apertura come tu desideri, io chiedo allo Spirito Santo di operare questa mattina, affinché possa sentirsi amato, accettato da te, perché Signore tu ami la sincerità che risiede nel cuore. Noi veniamo a te così come siamo, Signore, questa mattina, e ti diciamo: Spirito Santo, opera nei nostri cuori. Questa mattina lo mettiamo davanti all'altare tuo e ti diciamo: Signore, trasformaci alla tua gloria, nel nome di Gesù. Alleluia. Luce nel
Dio con noi, l'Emmanuel. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il tempo in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti, per mille anni e per l'eternità. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Per sempre ti adorerò. Per sempre ti adorerò. Benedici anima mia il Signore. Non manca la tua L'atmosfera sta cambiando qui, il tuo spirito è presente, è evidente il tuo potere, il tuo spirito è presente.
qui. L'atmosfera sta cambiando qui. Il tuo spirito è presente. È evidente il tuo potere. Il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore, il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. L'atmosfera sta cambiando qui. Il tuo spirito è presente. È evidente il tuo potere. Il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore, il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore, il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. Che il tuo potere discenda, oh, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo. Che il tuo potere discenda, oh, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge.
C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. Alleluia! Che bello cantare questa mattina, c'è grande gioia. Amen. Alleluia. È bello vedere anche i volti questa mattina che cantavano c'è grande gioia. C'è grande gioia nel mio cuore. Gloria a Dio! C'è grande gioia nel mio cuore. Accomodatevi, gloria a Gesù. Amen. Sono con voi questa mattina, non è bello? Forse per tanti di cuore, come il pastore. Gloria a Dio, amen. Gloria a Gesù, alleluia. Bene, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio? Ok, andate a casa. Potete anche andare se non volete, Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio? Siamo qui per questo, no? Abbiamo cantato, abbiamo lodato il Signore, poi dobbiamo ascoltare ciò che il Signore vuole dirci ad ognuno di noi. Il messaggio di questa mattina, i 2 messaggi precedenti, vi ricordate, ho trattato non trascuriamo le macchinazioni di Satana. Vi ricordate? Ho trattato quell'argomento lì molto importante, che lui tocca prima il nostro fisico, poi tocca l'anima e poi va allo spirito. E quando arriva allo spirito siamo lì per avere poi quello che viene chiamato il peccato in cui non c'è remissione di peccato. Peccare contro lo Spirito Santo, cioè rinnegare l'opera di Dio nella nostra vita. Ce ne vuole del tempo per arrivare a questo, ma lui sa piano piano come lavorare nelle vite. Noi gli facciamo spazio, difatti la parola di Dio dice non fate posto al diavolo, non fate spazio al diavolo. Ecclesiaste capitolo 10, versetto 1 se non mi sbaglio, dice le mosche morte fanno putrire e puzzare l'olio del profumiere. Non parla di un animale, di un insetto grande che noi lo vediamo, la mosca. La mosca è piccolina, non te ne accorgi, entra, basta un piccolo spiraglio. Da dove è entrata questa mosca? Da qualche parte è entrata, gli abbiamo aperto e fa puzzare l'olio del profumiere. Qual è quest'olio? Quello che lo Spirito Santo ha messo dentro di noi. Noi siamo, dice l'Apostolo Paolo, dei vasi di terra e abbiamo lo Spirito di Dio dentro ai nostri vasi di terra affinché possa profumare quest'olio. Ma se lasciamo che una mosca entra e la lasciamo entrare in questo profumo, inizia poi a buttare un odore diverso. Amen. Quindi abbiamo trattato quello. Questa mattina il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore è coraggio. Coraggio. Alleluia, non ti scoraggiare. Quello che il nemico vuole fare vuole scoraggiarti. E lui sa come scoraggiare la tua vita. Sa come venire ad attaccare la tua vita. Lui sa in che modo, perché conosce le nostre debolezze. Conosce i nostri punti deboli. Difatti il Signore dice in diversi posti della Scrittura, in modo particolare nell'Antico Testamento, dice al suo popolo, stanno scendendo i siri, non trascurare quel luogo, perché è da lì che ti attaccheranno. È il luogo dove noi trascuriamo di più. E sapete qual è il luogo che noi trascuriamo di più? È la preghiera. Non trascurare quel luogo. Mi ha fatto piacere che io avevo detto martedì qui è sospeso l'incontro di preghiera perché sono in pochi, alcuni sono via, quindi venire, ma mi ha fatto piacere sapere che c'era un gruppo qui martedì sera che si è riunito per pregare. Giovedì noi ci siamo incontrati al parchetto
e questo giovedì faremo qui perché al parchetto, vi spiego, è molto caldo e anche abbiamo pregato che le zanzare si convertissero. Attraverso il nostro sangue, nel nome di Gesù, convertiti. Quindi staremo qui, ci sono poche persone anche in giro, poi specialmente adesso, quindi giovedì sera faremo qualcosa qui. Amen. Staremo al fresco, almeno al momento. Grazie a Dio anche per la climatizzazione che quest'anno abbiamo, Dio è fedele. Amen. Gloria a Dio, coraggio. Venite con me in Seconda Cronache al capitolo 32, leggeremo dal versetto 1 al versetto 23, un bellissimo passo della parola di Dio, secondo il libro delle Cronache, capitolo 32, dal versetto 1 al versetto 23. Dopo queste cose, dopo questi atti di fedeltà di Ezechia, Sannecherib, re di Assiria, venne, entrò in Giuda e cinse d'assedio la città fortificata con l'intenzione di impadronirsene. Quando Ezechia vide Sannecherib che era giunto con il proposito di attaccare Gerusalemme, decise con i suoi principi e con i suoi uomini valorosi di chiudere le acque delle sorgenti che erano fuori della città ed essi gli prestarono aiuto. Così si radunò un gran numero di gente e chiusero tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese, dicendo: perché il re d'Assiria dovrebbe venire a trovare acqua in abbondanza? Ezechia allora prese coraggio, ricostruì tutte le mura diroccate, vi eresse torri al di fuori, costruì un altro muro, fortificò pure Millo nella città di Davide e fece fare un gran numero di lance e scudi. Stabilì dei capi militari sopra il popolo, riunì presso di sé nella piazza della città e parlò al loro cuore dicendo: siate forti e coraggiosi, non temete e non sgomentatevi davanti al re d'Assiria e davanti alla moltitudine che è insieme a lui, perché con noi c'è uno più grande che è con lui. Con lui vi è un braccio di carne, ma con noi vi è l'Eterno. Qui ci voleva un grande amen. Wow! Qui ci voleva proprio un grande amen. Il nostro Dio per soccorrerci e per combattere le nostre battaglie. Il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Dopo questo Sannecherib, re di Assiria, mentre si trovava di fronte a Lachis, con tutte le sue forze mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che si trovavano a Gerusalemme: così parla Sannecherib. Wow! Re degli Assiri, in che cosa confidate per rimanere assediati in Gerusalemme? Non sta Ezechia ingannandovi per farvi morire di fame e di sete, dicendo: l'Eterno il nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria? Non ha forse lo stesso Ezechia rimorsi i suoi alti luoghi e i suoi altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: voi adorerete davanti a un solo altare e su di esso offrirete incenso? Non sapete ciò che i miei padri abbiamo fatto e tutto i popoli degli altri paesi, a tutti i popoli degli altri paesi? Gli dei delle nazioni di questi paesi sono stati in qualche modo capaci di liberare i loro paesi dalla mia mano? Tratta tutti gli dei di queste nazioni come i miei padri hanno trattato allo sterminio, ma chi mai ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Come potrà quindi il vostro Dio liberarvi dalla mia mano? Ora perciò non lasciate che Ezechia vi inganni e vi seduca in questo modo, non prestategli fede, poiché nessun Dio di alcuna nazione o regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri, tanto meno il vostro Dio potrà liberarvi dalla mia mano. I suoi servi parlarono ancora contro l'Eterno e contro il servo Ezechia. Il suo servo Ezechia. Sannecherib scrisse pure lettere per insultare l'Eterno, l'Iddio di Israele, e per parlare contro di lui, dicendo: come gli dei delle nazioni e degli altri paesi non hanno liberato i loro popoli dalla mia mano, così neppure Dio di Ezechia libererà il suo popolo dalla mia mano. Poi essi gridarono ad altra voce in lingue giudaiche, rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura, per spaventarlo e atterrirlo e così impadronirsi della sua città.
Essi parlarono contro Dio di Gerusalemme, contro gli dei dei popoli, contro la terra, che sono opere delle mani d'uomo. Ma il re Ezechio e il profeta Isaia, figlio di Amoz, pregarono a questo proposito e gridarono al cielo. Allora l'Eterno mandò un angelo che sterminò tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi dell'accampamento del re d'Assiria. Questi tornò nel suo paese coperto di vergogna, e quando entrò nel tempio del suo Dio, là i suoi stessi figli lo uccisero con la spada. Così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assirio, dalla mano di tutti gli altri, e li protesse d'intorno. Molti portarono offerte all'Eterno a Gerusalemme e oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda, che da allora fu magnificato agli occhi di tutte le nazioni. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Abbiamo letto il primo verso del capitolo 32. Troviamo scritto così: dopo queste cose. Dopo queste cose. Quale cose? A me piace molto la parola di Dio, perché la parola di Dio è perfetta, è meravigliosa, non è un libro qualunque. La parola di Dio ci spiega delle situazioni, la parola di Dio ci viene incontro alla nostra umanità. Quindi ci dice, dopo queste cose. Quali erano queste cose? Le cose erano che il re Ezechia era un re che fece le cose che piacquero all'Eterno. Suo padre era il re Acad. È stato uno dei re più deplorevoli che esistono nel popolo di Israele, che sono esistiti. Ne ha fatte di tutti i colori. La parola di Dio al capitolo 28, venite con me. Agaz aveva 20 anni quando iniziò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno come aveva fatto Davide suo padre, ma camminò nelle vie dei re di Israele e fece perfino immagini di metallo fuso per i Baal. Egli bruciò incenso nella valle dei figli di Immon e bruciò nel fuoco i suoi figli. Li fece attraversare attraverso il fuoco perché si immolavano anche alle deità, i figli. Quindi già il fatto che Ezechia rimase in vita è un miracolo, ma perché Dio ha un piano. Amen. Quindi noi vediamo che al capitolo 30, noi vediamo cose meravigliose. Scusatemi, al capitolo 29... Capitolo 29 ci dice la parola di Dio che nel primo anno del regno, nel primo mese, egli aperse le porte della casa dell'Eterno e li restaurò. Poi fece venire i sacerdoti, i leviti, e li radunò nella piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, leviti, ora santificatevi e santificate la casa dell'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni cosa immondo, perché i nostri padri sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il nostro Dio, e l'hanno abbandonato, distogliendo le loro facce dalla dimora dell'Eterno e voltandogli le spalle. Essi hanno perfino chiuse le porte del portico, hanno spento le lampade e non hanno più bruciato incenso né offerto olocausto al santuario dell'Iddio di Israele. Poi l'ira dell'Eterno si è riversato su Giuda e su Gerusalemme e gli abbandonati, ai quali alla desolazione, allo scherno, come potete vedere con i vostri occhi. Ed ecco, a causa di questi i nostri padri sono caduti di spada e i nostri figli e le nostre figlie mogli sono in cattività. Ora io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, l'Iddio di Israele, affinché l'ardore della sua ira si allontani da noi. Figli miei, non siate ora negli genti, perché l'Eterno ha scelto voi per stare davanti a Lui, per servirlo, per essere Suoi ministri e per offrire incenso. Ezechia riaprì di nuovo il Tempio, restaurò il Tempio, iniziò a chiamare i sacerdoti per offrire di nuovo il culto all'Eterno, quello che suo padre non aveva fatto. Vedete, malgrado nascere in una famiglia, nascere da un padre così incredibilmente cattivo,
eppure lui si era tenuto fedele al Signore. Ezechia vuol dire Dio mi ha reso forte. Dio mi ha reso forte. Sua mamma era Abia e il nome di sua mamma Abia vuol dire mio padre è il Signore. E io credo che sua madre, pur avendo sposato un uomo così malvagio, cattivo, aveva inculcato nella testa del figlio l'amore di Dio, di servire il Signore. E quando suo padre morì, lui prese questa autorità di regnare e subito restaurò il Tempio di Dio. Restaurò non soltanto questo, restaurò la Pasqua. Immolarono la Pasqua. Al capitolo 30, dal versetto 15, poi immolarono la Pasqua. I sacerdoti, i leviti pieni di vergogna, e si santificarono e offrirono olocausto alla casa dell'Eterno. Poi molti nell'assemblea non si erano santificati, ma Ezechia pregò per loro, affinché potessero santificare, potessero tornare di nuovo al culto di adorazione. Fratello, sorella, ascolta bene, se la Chiesa non torna alla vera adorazione, quello che Dio ha stabilito, cioè adorare il Re dei Re, il Signore dei Signori. Quello che fece Ezechia fece proprio questo. Egli restaurò di nuovo il culto al Signore. Vedete, abbiamo letto il capitolo 32, dice dopo queste cose. Quali cose? Queste cose. Dopo che fece tutto quello che piaceva al Signore, tutto quello per restaurare di nuovo al popolo del Signore, chi si presenta? Si presenta il nemico. Si presenta l'avversario della nostra vita. Quando tu fai qualcosa che piace al Signore, sappi per certo che l'avversario non ti mollerà, non ti lascerà. Si presenta. Più cose fai per piacere al Signore, più si presenta l'avversario nella tua vita. Non ascoltare chi ti predica o chi predica, no, non ti preoccupare perché il Signore non verranno queste cose, non sarai attaccato. Non è vero. Ti posso dire per certo, ma non lo dico io, lo dice la parola di Dio, seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 12. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Non lo dico io, lo dice la Bibbia. Se tu hai scelto di servire il Signore, sappi che ti sei schierato contro il nemico delle anime nostre. Quando eravamo dall'altra parte, che guerra ci doveva fare? Cosa? Non valeva neanche la pena guerra, oramai eravamo delle marionette guidati da Lui. Ma quando abbiamo scelto il Signore, no, Lui ti farà guerra fino all'ultimo istante della tua vita. Cercherà sempre di toglierti la grazia di Dio e di scoraggiarti soprattutto. Quindi in questo caso lo sta scoraggiando. Atti capitolo 14, versetto 22, la parola di Dio, Paolo dice che in questa chiesa, fortificando gli animi dei discepoli ed esortarli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Domenica scorsa, se vi ricordate, ho trattato proprio questo argomento durante la mia predicazione. E ho detto proprio questo, non pensare che non sei attaccato dal nemico. Non lo pensare, minimamente. E ho detto servire il Signore ha un costo, è vero o non è vero? E ho detto sei pronto a pagare questo costo? Quando scendi nelle acque battesimali, non so in altri posti, ma io faccio 3 domande ben specifiche, quelle che mi sono state fatte a me dal mio pastore. Quando mi ha battezzato avevo 15 anni. Adesso ne ho 63 e per la grazia di Dio sono qui. E il mio pastore mi disse questo, è quello che io dico chi scende nelle acque battesimali, e ne ho battezzati a centinaia. Sei tu pronto ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? È una domanda? Sì. E questa domanda e questa risposta la sai dare solo tu fino all'ultimo giorno della tua vita, perché all'ultimo giorno della tua vita puoi dire, come disse Paolo, come ha detto mio padre, davanti a me ho combattuto il buon combattimento della fede,
ho serbato la fede, vado a prendermi la giusta corona che il Signore ha preparato per me. Sono rimasto fedele al Signore, ma non con le mie forze, con le sue forze. Amen. Quindi sappi che Lui verrà e ti scoraggerà. Sei scoraggiato in questo periodo? Quanti sono scoraggiati in questo periodo? Gloria a Dio, ho fatto una predicazione per una persona, mi fa piacere. Mi fa piacere, almeno uno. Ci sono scoraggiamenti che arrivano nella tua vita, sempre. Verranno sempre scoraggiamenti. E allora se sei scoraggiato sei al centro della volontà di Dio. Se non lo sei oggi lo sarai domani. Non sono un uccello di malaugurio, ma voglio dirti la verità. Dobbiamo essere sinceri. Chi è qua dietro deve predicare la verità, non può predicare false dottrine. Noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio, dice Paolo. Noi parliamo in sincerità, in presenza di Dio. Dio ama la sincerità. E allora cosa succede? Che lui viene scoraggiato, viene attaccato da questo re che veramente aveva vinto gli altri popoli, ma non il popolo di Dio. Non sapeva con chi si stava mettendo contro. E addirittura lui dice: come può il vostro re, perché lui ha abbattuto tutte le deità, è vero, le deità che aveva alzato suo padre, le ha bruciato e ha detto: adesso dovete adorare un solo Dio. A lui dovete adorare, ed era vero. Ma siccome che lui adorava più, sapete Sannecherib cosa vuol dire? Dio della luna. Il mio Dio è il Dio della luna. Grazie a Dio che il nostro Dio è il Dio che ha creato la luna. Alleluia! Lui non si scoraggia. Questo è quello che mi piace. Che malgrado questi attacchi, malgrado queste, sapendo anche la numerosità di quel popolo, non si scoraggia. Ma non solo non si scoraggia. Guardate al versetto 7 e 8. Siate forti e coraggiosi. Non temete e non sgomentatevi davanti al re d'Assirio e davanti alla moltitudine che è insieme a lui, perché con noi c'è uno più grande di lui. Non devi mai dimenticare che con noi c'è il Signore degli eserciti. C'è l'Iddio incredibilmente potente, alleluia, che non c'è nessuno che può contrastargli, alleluia. È uno più grande di lui, con lui vi è un braccio di carne, ma con noi vi è l'Eterno, il nostro Dio, per soccorrerci e per combattere le nostre battaglie. È Lui che combatterà per te, è Lui che combatterà per noi, non siamo noi che combattiamo. Seconda Cronaca, al capitolo 20, proprio quando Giosafat vide questa grande moltitudine che avanzava contro di loro e disse: Signore, siamo persi in qualche modo davanti a una moltitudine, ma gli occhi nostri sono su di te, perché tu ci soccorrerai, Signore. E questa è la vittoria, quando noi prendiamo posizione, quello che si aspetta Dio da te. Ascolta bene, ascolta molto bene quello che voglio dirti. Dio non si muoverà mai se tu non ti muovi. Lo devo ripetere? Dio desidera che tu prendi posizione e sai chi sta dalla tua parte, allora Lui si muoverà. Così ha fatto Ezechia. Ezechia lo ha dichiarato e l'ha dichiarato apertamente al popolo, e la parola di Dio ci dice che il popolo venne incoraggiato. Questa mattina io sono qui per incoraggiarti e per dire: Dio è dalla nostra parte, fratelli, sorelle. Dio è con noi, Dio è con te, Egli ha promesso che non ti abbandonerà mai. E Dio è fedele, non è un uomo, non è il pastore della Chiesa, Dio è il sommo pastore. È colui che non lascia le pecore. Dio non ti deluderà mai. Io ti posso deludere, ma Dio no. Un uomo, qualsiasi essi sia, ti potrà deludere, ma Dio non ti deluderà mai. Pensa che ti ha amato talmente tanto che ha dato suo figlio a morire per te. Pensa quanto ti ama.
Ezechia non si lascia impaurire, si mise a costruire le mura. Al versetto 30 del versetto 5. Ezechia allora prese coraggio sullo scoraggiamento, quando l'avversario verrà, quando queste parole vengono su di te, quando il nemico cerca di metterti paura, di metterti davanti ai tuoi occhi, perché così inizia semplicemente con una piccola parolina e inizia a scoraggiarti. Sapete, adesso vi faccio ridere, ma sono umano. In settimana abbiamo venduto casa e finalmente siamo stati dal notaio, abbiamo fatto il rogito, abbiamo fatto tutto e ci hanno dato 4 assegni. Le banche erano chiuse, è arrivato in ritardo, poi siamo andati via, non c'erano, comunque ci hanno dato questi 4 assegni. Sono andato nel pomeriggio con questi 4 assegni in mano, una cifra. Sono andato in banca, la banca ha detto non facciamo i versamenti del pomeriggio. Dovete venire la mattina, io ho detto me li porto a casa, lei ha detto me li lasci qui, poi domani mattina faccio il versamento. Ho detto va bene, gliel'ho dato, sono andato a casa in macchina e ho detto ma tu gli hai lasciato senza una ricevuta? E se questa gli succede qualcosa? E se questa dice io non ho ricevuto niente? Ha iniziato, vieni amore quanto sei bello, sei bellissimo, vero? Guarda che sorriso. Mamma mia, va bene, vuole salutare il pastore, vieni a dare un bacio al pastore. Vieni a dare un bacio, un bacio. Guardate che belli, è bellissimo. Amen. Preghiamo che predicherà lui la prossima volta. Amore! Tieni Sara. Alleluia. Posta. Sono andata a casa. E giustamente mia moglie ha detto, ma ti ha dato una ricevuta? No. Oh mamma mia. La banca era chiusa. La notte. E lui cerca, no? Inizia, piano. Bum, bum. E che succede? E ho detto, Signore, ma non sei tu con noi? Ma tu non permetterai? Vedete? Anche se tu hai sbagliato. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Perché colui che non dorme e non sonnecchia è colui che ti protegge. Wow! Quindi la notte la banca apre alle 8:30. Io alle 8 ero fuori dalla banca. Che fede straordinaria! Gloria a Dio! Vedete i messaggi? Non sono solo per voi. I messaggi sono per noi. Nessuno si fa da maestro. Qui non ci sono maestri, insegnanti a un certo livello. Qua siamo tutti sulla stessa barca. Però che bello. Guardate, prima nella semplicità, no? Gildo ha detto, sono qui per sostenere lei. Cosa stava facendo? Per qualcuno una sciocchezza, ma per la sorella Mariana no, perché gli stava vicino. Cosa fai? Non sono bravo a predicare, sai a stare vicino a una sorella così? Dio ti ha chiamato anche a questo. Coraggio! Coraggio! E lui ha gridato, coraggio! Ezechia allora prese coraggio, lui stesso, costruì le mura diroccate, cioè iniziò a vedere quali erano i punti deboli dove il nemico poteva entrare. Inizia a vedere quali sono i punti deboli dove il nemico può entrare nella tua vita. C'è un messaggio molto bello che avrei voluto portarvi, ma poi il Signore mi ha cambiato direzione. Ma la parola di Dio dice che Davide era, intorno a lui c'erano coloro che sapevano tirare di destra e di sinistra. Sapevano lanciare le frecce di destra e di sinistra. Hai mai provato ad avere il tuo braccio di cui sei, diciamo, che scrivi bloccato e devi scrivere con la sinistra?
Devi fare la firma con la sinistra, devi fare qualcosa con la sinistra, devi prendere qualcosa con la sinistra? No, perché? Perché non è il tuo braccio principale, che tu non sei mancino, o il mancino viceversa. Ci sono pochi che sanno scrivere di destra e sanno operare tutti e due. Quelli che Davide aveva vicino sapevano tirare di destra e di sinistra. E se la Bibbia lo scrive c'è un motivo. Non lo scrive così tanto per scrivere. Vuol dire che erano uomini che si erano preparati per scendere in guerra. Se mi colpiscono il braccio destro di cui io sono destro, so colpire anche con la sinistra. E se mi colpiscono con la sinistra, io colpisco anche con la destra. E Davide vinceva perché intorno a lui aveva uomini forti e valorosi. Questa chiesa di Marostica crescerà sempre di più perché in questa chiesa ci sono uomini e donne forti e valorosi. E io ringrazio il Signore per questo. Ringrazio il Signore per coloro che mi sostituiscono e voglio sempre di più che ci siano realmente servitori di Dio, che predicano la parola con potenza. Sono pronto a lasciargli lo scettro, dire corri. Questa mattina ho scritto a mio nipote, Marco, perché è giovane, ho detto Marco corri, corri, perché ce la fai ancora. Io invece inizio ad affannare, però per la grazia di Dio ci sono, finché il Signore vorrà. Si mise a costruire le mura diroccate, vi eresse torri e al di fuori costruì un alto muro, fortificò Millo nella città di Davide e fece anche un gran numero di lance e di scudo, cioè non si lasciò scoraggiare, ma soprattutto, sapendo che l'avversario stava venendo, iniziò a fortificarsi. Cosa succede quando tu senti qualcosa di negativo nella tua vita? Ti scoraggi e ti fermi. E ti siedi, Signore aiutami, Signore vienimi in soccorso, Signore. Ieri parlavo con un fratello che mi ha telefonato e mi ha detto ma è possibile che in chiesa si sente anche pregate per me perché ho un mal di testa, pregate per me perché, dice a volte cose che ho la febbre, ma non sai che la febbre è un segnale che ti aiuta a capire che c'è qualche malattia in corso e se c'è la febbre vuol dire che qualcosa sta lottando contro di te. Certo, se la febbre persiste per 10 giorni, no. Però che cosa voglio dire? A volte andiamo dal Signore chiedendo coraggio, fratelli. Coraggio. Siamo figli di Dio. È poca cosa? Quando viaggiavo con mio papà, non so se ve l'ho detto, ma spesse volte ve l'ho detto tante volte, viaggiavo con mio padre, una volta lo portai quando mi fidanzai con mia moglie e quindi lo andai a prendere a Napoli e poi un viaggio, mio padre era molto anziano con mia madre e quindi era in macchina con me, viaggiavo verso gli Appennini, papà guarda i monti e dice vedi quelli sono tutti di mio papà, li ha fatto mio papà, vedi quello, mio papà li ha fatti. Una volta uno dei miei fratelli disse a mio padre, noi siamo poveri, avevamo 9 figli, per dare qualcosa ad ognuno di noi doveva dare, che ne so io, doveva tenere, per avere 9 figli, quello che ci ha dato mio padre e mia madre è una ricchezza spirituale, forte, a tutti quanti noi. Allora mio padre disse, quando lui disse noi siamo poveri, potevo nascere una famiglia ricca, mio papà disse sei povero, vieni qua, mio padre faceva così. Allora prese carta e penna e disse ok, siamo poveri? Bene. Ascolta, tu daresti il tuo braccio per 50 milioni? Destro? No, bene, 50 milioni. Daresti il tuo braccio sinistro per 50 milioni? No, beh, 50 milioni. Daresti il tuo occhio sinistro per 50 milioni? No, 50 milioni. Alla fine 1 miliardo. E disse, sei povero? Sei ancora povero? Benedici, anima mia, l'Eterno. E tutto quello che è in me, benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno. Imparalo questo salmo a memoria. È stato uno dei primi salmi che ho imparato a memoria. Avevo 9 anni. La risposta di Dio non si fece attendere. Cosa fece? Abbiamo letto qui. Essi parlarono, al versetto 19, essi parlarono contro Dio, Dio di Gerusalemme, contro gli dei popoli della terra, che sono opere della mano d'uomo. Ma, mi piace questo ma, gloria a Dio, dillo insieme con me, ma
Alleluia! Il re Ezechia e il profeta Isaia, cioè lui andò a casa del profeta. Quando hai un problema, non preoccuparti di andare a casa di un fratello, andare a casa di una sorella, telefonare a casa di un fratello. Andò a casa dal profeta Isaia e si misero insieme. E cosa fecero? Pregarono a questo proposito e gridarono al cielo. Io non so in che modo, ma è scritto gridarono. Non scoraggiarti, non avere paura di gridare in casa tua. Io dove sono andato ad abitare adesso c'ho uno a fianco a me che urla di notte, ma appena entra strilla. Non eravamo abituati perché eravamo in una casa a schiera, il nostro vicino era. Adesso in un appartamento senti? E questo urla! Ma non so neanche perché, si mette a urlare. Stamattina l'ho incontrato e l'ho salutato, ho detto sono un pastore. Che almeno non bestemmia. Aspetta. Urla. Non vergognarti di urlare al Signore in casa tua. Gridalo. Mio padre, mi piace su mio padre perché sono stati dei grandi esempi. Quando c'era un problema chiamava all'appello tutti i figli, tutti. E dovevamo correre tutti quanti. Presto, tutti correvamo. In ginocchio, tutti in ginocchio. Mia mamma prendeva uno straccio, dovunque lo trovava, lo metteva in testa, qualunque sia. Signore, intervieni in questa situazione. Tu conosci le nostre necessità, non ce la facciamo. Ma tu, Signore, sei pronto. E noi tutti quanti, amen, gloria a Dio, Signore. E Dio interveniva. Dio interveniva in modo straordinario. In maniera straordinaria. Mi ricordo una volta mia madre che era a letto, impedita, mio padre aveva una bancarella, vendeva nel mercato, non è che chissà, vendeva piatti, bicchieri, era una bancarella del mercato e non aveva più niente, non avevano niente, 9 di noi. Mia madre era a letto con la pleurite, stava molto male. Andarono le sorelle a casa, pregavano per lei. E a quei tempi si facevano i materassi, vi ricordate? I materassi di lana che si scucivano e si metteva questa. Io ero bellissimo perché mi piaceva molto e mi buttavo in mezzo alla lana. Quando loro prendevano questi attrezzi che facevano sta lana per rinvogolire, mentre scucirono i materassi e tagliarono, trovarono un rotolo così di soldi, di 10.000 lire. Ma mentre lo scucivano, chi l'ha messo dentro lì? Non l'abbiamo mai saputo. Mai. Perché Dio è potente. Noi lo facciamo troppo piccolo. Dio è immensamente grande, alleluia. Egli è colui che ha aperto il Mar Rosso. Ci sono alcuni che dicono, ma no, sai, è stato bello quel bambino a scuola quando il professore lo voleva dire, ma guarda che lì c'è stata una bassa marea. Quindi che tu dici che il tuo Dio ha fatto passare la bassa marea. E il bambino allora è il miracolo ancora più grande, perché tutti gli egiziani sono morti in bassa marea. Come si muore alla bassa marea? Gloria a Dio che gli ha tratto lode dalla bocca dei fanciulli. Alleluia! Questa fu la risposta di Ezechia, andò dal profeta Isaia e si mise a pregare e la risposta di Dio non si fece attendere. Al verso 21, allora l'Eterno mandò un angelo, gloria a Dio per gli angeli, gloria a Dio per gli angeli che il Signore ha messo a nostra disposizione. Sono stati creati per noi, lo sapete? Non pregare gli angeli, perché c'è il culto agli angeli, c'è il culto ai santi, non pregare ai santi. C'è il culto alla Madonna, non pregare la Madonna. Prega Dio, onora Dio. Il secondo comandamento, non farti sculture, né immagini alcune, né di cose che siano in cielo né di sotto le acque, non adorare quelle cose. Perché? Perché io sono un Dio geloso, che visito l'iniquità dai padri fino alla terza e alla quarta generazione e uso benignità fino alla 1000ª generazione. Dì alla tua famiglia, Dio è con noi fino alla 1000ª generazione. Se tu non vedi ancora i tuoi figli convertiti, non ti preoccupare perché Dio lo farà. L'ha fatto con mio fratello tanti anni. I miei fratelli dopo la morte di papà sono andati al Signore. E i figli stanno servendo il Signore.
E i figli dei figli si sono battezzati, siamo alla 4ª generazione. E sono certo che continuerà, perché Dio è fedele. E gli mandò un angelo che sterminò tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi dell'accampamento del re d'Assiria. Questo tornò al suo paese coperto di vergogna. Gloria a Dio, perché il tuo nemico sarà coperto di vergogna. Sarà coperto di vergogna. Resta fedele al Signore. Non avere paura, perché colui che è con te è più forte di colui che è nel mondo. Con noi non sta un braccio umano, la forza umana. Con noi sta Dio. Alleluia. Questo tornò al suo paese coperto di vergogna. Entrò quindi nel tempio dei suoi dei, dove i suoi stessi figli lo uccisero. I suoi stessi figli non ebbero più fiducia in quest'uomo che disse: chi salverà dalla mia mano? Quale Dio può salvare dalla mia mano? Qualsiasi uomo si innalza al posto di Dio. Sappi bene questo, fratello, sorella. Te lo voglio dire proprio con un cuore sincero davanti a Dio. Ci sono uomini che hanno autorità spirituale da parte di Dio. Dio ci ha stabilito, ci ha dato un dono, abbiamo un'autorità. Ma Dio dice, ascolta bene, io non dividerò mai la mia gloria con un uomo. La gloria appartiene al Signore. Dio è l'Iddio della sua Chiesa, del suo popolo. Noi siamo servi, inutili. Siamo servi. Una volta disse un pastore, qui la corriera, cioè voleva dire la chiesa, la guido io. E io dissi, fermi la corriera perché voglio scendere. Subito. Fermala. Fammi scendere. Perché io voglio stare dove guida Gesù. Dove guida il Signore. Assicurati che nella chiesa dove tu sei c'è il Signore che la guida, non un uomo. Tutti i doni, tutti i carismi, tutto quello che vuoi. Pastore, ci sei mancato, pastore, ci sei mancato. Gloria a Dio, vi amo, vi voglio bene. Ma quello che non deve mai mancare nella presenza nella chiesa è il Signore. Non è il pastore. Perché Dio si serve di chi vuole, quando vuole e come vuole. Io ho visto un bambino di 6 anni, una domenica, l'ho visto io, una domenica c'era una festa dei brasiliani. Ve l'ho mai raccontato questo? Forse sì. Una festa dei brasiliani in un paese e c'erano tutti, qui ci sono tanti, prima molto di più, adesso sono partiti tanti brasiliani, sono andati via, noi ne avevamo almeno una ventina di brasiliani, sono andati via. E c'era un pastore in mezzo a loro che disse: io voglio andare in questa festa dove si balla la loro musica, perché era proprio la festa in quel paese, e disse: io voglio andare lì e voglio prendere, perché la maggior parte sono tutti figli di credenti. Perché voi sapete che il 50% in Brasile, il 50% sono di fede evangelica. Ora ovviamente c'è di tutto e di più, come in Argentina, dove anche questo numero, però in mezzo a loro ci sono tantissime, false chiese evangeliche, lasciatemi usare questa espressione. Scorre un filo tra il satanismo e... guardate che è terribile. Comunque non sto qui a criticare, non voglio criticare. Ma questo pastore disse: io voglio portare... Allora la moglie gli disse: portati il bambino alla festa. Lei disse: no, ma io devo andare là perché voglio parlare. Portati il bambino perché non può stare qui. E lui disse: va bene, me lo porto. E se lo portò alla festa. Lo portò alla festa, c'era tutto il gruppo musicale che stava suonando. Alla fine dice: adesso ci riposiamo un po', e si riposarono. Il bambino, 6 anni, salì sopra il palco, prese la bacchetta della batteria, prese la bacchetta
e sopra il piatto il padre dice non l'ho visto più, all'improvviso è scappato, è salito sul palco e sopra la bacchetta faceva. E tutti e lui il bambino, Gesù è qui! Gesù è qui e vuole salvarti! Gesù è qui, ti sta chiamando! Egli è qui perché è venuto qui per salvare la tua vita! Tu sei venuta qui per conoscere Gesù! 6 anni! Il padre era lì sconvolto e a un certo punto cercarono di toglierlo, ma all'improvviso vide che c'erano delle persone che cadevano in ginocchio di qua, di là e stavano pregando e piangendo. 6 anni! Tienilo a casa. Dio si serve di chi vuole quando vuole. Basta che trova un canale aperto e lui entra. Lo stiamo capendo? Pastore, ci sei mancato. Vieni alla domenica con un cuore ben disposto e Dio parlerà al tuo cuore. Attraverso un canto, attraverso una testimonianza, attraverso l'adorazione. Vieni ben disposto. Non facciamogli dei campioni. Non esistono campioni. Esistono strumenti nelle mani di Dio. Ho conosciuto tanti uomini che hanno iniziato bene. E poi hanno iniziato a fare carriera. Sapete che c'è anche la carriera evangelica? Prima sono responsabile di zona, poi sono responsabile del coso, poi sono responsabile, fai il pastore che è meglio e fallo bene. Curati le pecore che Dio ti ha dato, non trascurare, perché un giorno non ti dirà il Signore, ma che eri presidente di cosa? Dio ha dato 5 ministeri. Pastore, profeta, dottore, evangelista e apostolo. 5 ministeri. Non ha dato presidente. Una volta presentarono un pastore, sono presidente di questo, presidente di quest'altro, sono presidente onorario di quest'altro, sono direttore di scuola biblica. Mamma mia, quante cose a questo, ma come fa? Quanti titoli? Ma come fa? Signore, grazie. Perché malgrado tutto, tu ti usi ancora di me. Stamattina voglio dirti, da parte del Signore, fratello mio, sorella mia, non scoraggiarti. Non dargliela vinta. Alzati e dichiara chi sei. E inizia a costruire ciò che hai lasciato lì. Inizia a riprendere in mano. Non ti lasciare scoraggiare dagli scoraggiamenti, non vedi tuo figlio, non vedi tua figlia, non vedi questo, perché il nemico sa come lavorare nella tua casa, ma dichiaralo per fede, mio figlio appartiene al Signore, mia figlia appartiene al Signore. Uno dei miei fratelli faceva il disc jockey, matto era, matto. Il papà di Marco e Ruben, pastore, capelli lunghi, fuori di testa, si faceva biondo. Era una cosa... Infatti mio padre aveva la foto di quando lui non era convertito, la foto convertita. E guarda cosa fa Dio. Non voleva sentirne, discoteca, notte, faceva il disc jockey. Una mattina si svegliò, era la domenica mattina. A noi nella nostra chiesa la domenica mattina avevamo la scuola domenicale, la sera avevamo il culto, perché la chiesa era grande. Quindi non avevamo posto, la domenica mattina le aule occupavano tutta la chiesa. Quindi si faceva la domenica mattina la scuola domenicale, la domenica sera il culto. Lui si svegliò la mattina tutto sudato, tremava e disse a mio padre, voglio andare in chiesa, devo andare in chiesa. E mio padre disse, non c'è la chiesa questa mattina, c'è stasera, non mi importa, io ci vado lo stesso. Si mise a sedere fuori dalla chiesa, si sedette là, quando c'era la scuola domenicale adulti si sedette nel banco e rimase in chiesa fino al culto della sera, non uscì dalla chiesa. Io non so ancora mio fratello cosa ha sognato,
non me l'ha mai voluto dire cosa ha sognato. Ha sposato una sorella convertita, i figli sono nella fede, un figlio pastore, l'altro scrive canti, lodi, adorazione, Ruben, servono il Signore. Ma mio padre tutte le mattine si alzava alle 5 del mattino fino alle 7 per pregare per i figli inconvertiti. E dichiarava apertamente: mio figlio sarà tuo, i miei figli saranno tuoi, perché tu hai detto, credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Non l'ho detto io, Signore, lo hai detto tu, e io mi aggrappo a questa promessa, malgrado non vedi, dichiaralo apertamente. Fagli venire un mal di testa al nemico, fagli venire un mal di testa. Coraggio, coraggio fratello, coraggio sorella, abbiamo un Dio grande, amen. Alziamoci, gloria a Gesù, alleluia. Vogliamo cantare Dio grande Dio? Alleluia. Lo possiamo cantare con tanta gioia? Amen. Quindi allora posso andare a suonare? Amen. Dopo qualcuno di voi può concludere in preghiera, magari più di qualcuno, amen. Alleluia, così il culto lo facciamo insieme, amen. Gloria a Dio. A suonare poi, ci provo. Alleluia. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dichiaralo ancora. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Dio grande
Canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, e canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Alleluia. Dillo, tu sei per me. Tu sei degno di lode. Grazie Gesù. Il mio cuore canta a te. Sei grande. Sei grande. Tutto sei per me. Tutto sei per me. Tu sei degno di lode. Il mio cuore canta a te. Sei grande. Dio grande Dio. Grazie Signore. Canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Signore. Alleluia a te Signore. Аллилуйя, ласка раба Вегефан, Туребедулайцем, Господь. И я в этот час благодарный Тебе, Господь, за эту церковь, за этот народ, который принял, который сегодня, Господи, есть Твоя жертва, есть Твои спасенные, есть Твои искупленные. Я славлю имя Твое, Господь, за эту церковь, за Аллилуйя. пастора, за то, что Ты, Господь, явил силу Твою и благодать, и открыл нам, Боже, источники вечной жизни, Господь. Благодарю, Господь, благодарю, Сеньор, Тебя, Иисус, за все дары Твои, Духа Святого. Благослови ту церковь, чтобы была полнота даров Твоих, чтобы Дух Святый действовал во имя Иисуса. Всех больных исцели, Господь. Очисти сердца народа, сроди, Господь, полноту жертвы во имя Иисуса Христа. Благослови Твой народ, благослови Твой труд, благослови это место Раминегей Фараудес. А также молю за Украину, Господь, чтобы там не было кровопролития, не было войны, Господь. Сохрани, Господь, во имя Иисуса Христа. Я все отдаю в руки Твои, Господь. Услышь молитву. Услышь и дай ответ Галайсурам и Генту, Фаферам и Гансурам и Дерлаудесейвам. Дабы народ очистился, дабы народ приблизился, дабы народ открыл сердце свое к ламине Аллилуйя. Фарауден, Румили Гефен, Сурими Гафе, Пурими Лайзен. Ибо есть на то воля Твоя, чтобы народ пошел во число спасенных. Прославься, вечный Бог, Отец Аллилуйя. и Дух Святой. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Alleluia. 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 Signore, vogliamo pregarti anche per lui una protezione straordinaria, speciale sulla sua vita. Padre, ti ringraziamo perché sappiamo, Signore, che tu tieni in palmo della tua mano i tuoi figli. Signore, grazie per questo tempo che ce l'hai dato in mezzo a noi, per fortificarlo, Signore, anche per avere una nuova esperienza. Signore, proteggilo, accompagnalo, guidalo, che lui possa continuare a essere usato per la tua gloria.
Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Gesù. Buona domenica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi. Amen.